Io soltanto un saluto, come al solito lascio sia la professoressa Calabi a presentare il nostro ospite per noi particolarmente gradito. Continuano i lavori del progetto Rialto, lezione della storia 2023, con Bernard Eickemann, che è un amico delle gallerie dell'Accademia. Soltanto un piccolissimo aneddoto, diciamo personale. E con Roberta Battaglia scrivevamo il progetto scientifico allestitivo delle nuove sale nel 2013 a piano terra. Fu Bernard che ci suggerì allestimento più narrativo, e noi prendemmo quella strada e siamo particolarmente contenti poi di come è andata. Quindi Bernard è un amico delle gallerie dell'Accademia, lo lascio presentare e ringrazio tutti per la presenza. Il tema di oggi riprende questo ciclo, come giustamente diceva Giulio, il tema dell'arte, il tema del ciclo, come vi ricorderete, è il mercato dell'arte, l'arte del mercato, tema che è molto legato alle finalità e allo spirito dell'associazione Progetto Rialto, che ha sempre sostenuto che il tema nodale sul quale ci siamo mossi non è tanto il mercato, non è soltanto il mercato come luogo degli scambi dei prodotti alimentari, ma luogo di scambio delle conoscenze, dei linguaggi, dei saperi, e come tali l'arte è assolutamente fondamentale. Che questi temi siano anche nelle corde delle gallerie dell'Accademia è assolutamente scontato. Con oggi ne siamo arrivati circa alla metà del nostro ciclo, un po' più indietro della metà del nostro ciclo. Come sapete, come quelli che hanno seguito si sono resi conto, con degli interventi anche molto diversi tra di loro, diversi sia dal punto di vista delle sensibilità dei nostri relatori e delle competenze e anche collocazioni professionali. Questo era fin dall'inizio nello spirito della nostra attività. Da un lato il fatto di avere di prendere in considerazione una cronologia lunga, e quindi nel prendere una cronologia lunga però di non riuscire ad avere un ordine predefinito, quindi dal più antico al più recente, per ragioni di disponibilità dei nostri relatori, e quindi anche andando un po' in disordine. Non solo, ma alcuni dei relatori hanno focalizzato la loro attenzione su un periodo cronologicamente definito e altri invece hanno parlato di un arco temporale più lungo, e poi appunto, come dicevo prima, la collocazione professionale dei relatori è anche qualche volta abbastanza diversa. Oggi quello che noi vorremmo, di quello di cui parleremo, di cui ci parlerà Bernard, mettendo in luce una questione assolutamente fondamentale, credo, per tutte le arti figurative, dall'architettura alla scultura alla pittura, riguarda i modi in cui uno stile sia stato o non sia stato espressione di un'identità nazionale, di un territorio. Di conseguenza, nel caso specifico di cui parliamo oggi, se si possa parlare o meno di rinascimento, o piuttosto non si deve parlare di rinascimenti. Quindi, ancora una volta, circolazione delle idee, dei modelli e delle tecniche, influenze e interferenze reciproche. Permettetemi qui una piccolissima digressione del tutto personale. Nelle ultime settimane mi è capitato, ma forse a molti di voi è successo qualcosa di analogo, di vedere 3 mostre importanti, che sono quella su Bosch, di cui si è occupato Bernard Eickemann a Milano, quella appena aperta a Palazzo Ducale sul Carpaccio, e quella del Rinascimenti estensi a Palazzo dei Diamanti a Ferrara. Sono 3 mostre che sostanzialmente si occupano dello stesso periodo, dello stesso arco cronologico, e che appunto mettono in luce come non si possa fare a meno, a mio modo di vedere, di parlare di rinascimenti al plurale, ma sicuramente di interferenze, di contaminazioni, di interferenze di modelli e di modi diversi di intendere l'innovazione.
Nel caso specifico oggi Bernard ci parlerà delle quelle che lui definisce come le due metropoli artistiche più importanti dell'Europa cinquecentesca, cioè Venezia e Anversa, spiegandoci le maniere artistiche di questi due centri e come queste maniere artistiche siano molto complesse e come all'epoca l'idea di una scuola nazionale non si possa assolutamente declinare, non esista. Più che di uno stile nazionale occorre parlare di, o regionale, occorre parlare di marchi, veri e propri marchi, è la questione che più ci interessa qui in questa sede parlando di mercati, di marchi che venivano prodotti e smerciati in modi innovativi nelle due capitali e fra le due capitali. Ma su questo ovviamente lascio parlare lui. Per dirvi brevemente chi è Bernard Eichen, anche se non credo che abbia bisogno di presentazione, tutti lo conoscono, è nato ad Amsterdam e ha studiato storia dell'arte e archeologia ad Amsterdam, si era laureato sui cicli pittorici veneziani nel Settecento, poi ha ottenuto un dottorato di ricerca sull'eredità del Rinascimento veneziano, tesi che era stata poi pubblicata in forma di libro nel 1990. Fino al 2002 ha insegnato prima a Nijmegen e poi a Leuven. Dal 2002 al 2019 è stato professore ordinario di storia dell'arte moderna a Verona, dove poi è stato nominato professore emerito. I suoi studi sono soprattutto centrati sull'arte veneziana del XV e XVIII secolo, e la storia del disegno, ma anche appunto sulle relazioni culturali e artistiche in Europa, prevalentemente in Europa, e nelle regioni che con Venezia hanno avuto a che fare. Ha tenuto un numero enorme di conferenze, ha partecipato a convegni, ha fatto una partecipazione e anche curatela di mostre che non sto qui ad elencare. L'ultima, questa su Bosch di Milano, è credo stata particolarmente importante. Vale la pena di sottolineare anche che i suoi allievi sono diventati nel frattempo direttori di musei e comunque personalità significative all'interno di alcuni dei musei più significativi in Europa, oltre che insegnanti universitari ai vari livelli della carriera universitaria. Vorrei soltanto ricordare 4 dei suoi scritti importanti. Uno si chiamava Nel regno dei poveri, arte e storia dei grandi ospedali veneziani in età moderna, che è stato uno studio, credo, prezioso e importante anche dal punto di vista proprio della formazione del dibattito su queste questioni per molti di noi a Venezia, che aveva pubblicato nel 1989 con Lucia Meyers, sua moglie. Poi ha pubblicato Jacopo Passana and His Public, 1996, I Rinascimenti in Europa, questo fra 1480 e 1620, Arte, Geografia e Potere, del 2021, e appunto Bosch e l'altro Rinascimento del 2022. Dal 1986 ha curato, come dicevo, una quantità enorme di mostre, fra cui molte anche a Venezia, Giorgio Cini, Palazzo Grassi, Palazzo Ducale, ma poi a Roma, a Verona, a Milano. È attivo come presidente del comitato olandese all'interno della fondazione dei comitati privati per la salvaguardia di Venezia. Ancora una volta un ricordo personale, per molto tempo l'abbiamo chiamato l'olandese volante. L'olandese volante per la quantità di relazioni e di rapporti internazionali che ha intrattenuto, intratteneva e tuttora intrattiene con una quantità di altri studiosi in giro per l'Europa. In questa chiave ha sicuramente svolto un compito importante. Siamo stati colleghi all'interno di un dottorato di ricerca in storia delle arti per un lungo periodo, un dottorato che attraversava l'Università UAV di Venezia, l'Università di Ca' Foscari e l'Università di Verona, e ha svolto un compito che mi pare giusto ricordare di sempre sorridente, disponibile alla collaborazione e al dibattito interdisciplinare,
con il quale in maniera davvero molto piacevole, di collaborazione, è riuscito a mettersi in contatto e a stabilire dei rapporti di lavoro molto, molto precisi e molto importanti, sia con i colleghi che con gli studenti che con i dottorandi. E di questo mi pare giusto ricordarlo. E a questo punto Bernard, a te la parola. Mi sentite? Sì. Più o meno? Sì? Funziona il microfono? No. Intanto, per cominciare, buonasera a tutti, grazie alla vostra presenza qui all'Accademia. Mi fa molto piacere parlare qui come Giulio, che ringrazio per primo per le sue parole. Ha ben notato un lungo legame con le gallerie dell'Accademia e mi fa sempre un enorme piacere tornarci e parlare e insomma discutere con voi tutti qui in queste belle sale. Ringrazio anche ovviamente Donatella, amica e collega da molti anni. Hai fatto molto bene non solo di dire tutte queste terribili cose dell'olandese bollante, ma anche di ricordare dei nostri anni del dottorato, che sono stati, direi, degli anni molto belli, molto costruttivi fra i colleghi e fra i dottorandi, i colleghi, i giovani studiosi che ormai sono dottorati e molti di loro hanno trovato la loro strada in quel archipelago complicato che è la storia dell'arte istituzionale e meno di questi nostri tempi. Bene, detto questo, allora voglio dire un paio di parole di introduzione alla conferenza di oggi. La conferenza di oggi, e forse l'avete un po' capito anche dalle parole di Donatella, è un po', come si direbbe in inglese, open-ending. Non è una conferenza preparata con uno scritto che sto leggendo, eccetera, ma invece una sorta di ipotesi molto ampia su una tematica che si potrebbe anche definire una missione impossibile, perché parlare in un'ora, confrontare due realtà come Venezia e Anversa, potete anche dire, ma sto qua è pazzo, insomma, come si fa? È impossibile. Allora, quello che faccio ovviamente non è una sorta di confronto a tappeto fra queste due grandi metropoli, realtà artistiche, culturali, economiche, sociali, politiche e quel che volete durante il Cinquecento, perché specifico subito che parlerò del Cinquecento, ma vorrei estrapolare alcuni elementi, alcune domande. È una conferenza che spero suscita delle domande piuttosto che delle soluzioni, delle conclusioni fisse o quant'altro. Allora, questa conferenza è basata elabora, se volete, un capitolo di questo libro che Donatella vi ha già fatto vedere, che ho portato qui, un libro che ho pubblicato l'anno scorso, da 24 ore Schaywiller a Milano, col titolo I Rinascimenti, plurale, I Rinascimenti in Europa 1480-1620, arte, geografia e potere. Questo libro in realtà, e così è il contratto che ho con l'editore, è il primo di due libri, un dittico che intendo, il secondo lo sto scrivendo adesso, sta fermentando, mettendo adesso nella mia testa, sto scrivendo. Invece è su un altro aspetto che poi spiegherò tra un attimo, perché i due libri insieme dovrebbero presentare quello che secondo me sono i concetti, se volete, paradigmatici di questo momentum nella storia europea, che è quello del Cinquecento, che sono convinto è stato un momento di svolta nella storia della cultura, delle arti, la storia intellettuale
del nostro continente, un momento di svolta, le conseguenze delle quali noi ancora adesso viviamo. E visto che il concetto d'Europa è più che mai sotto tiro in questi nostri tempi, ritengo che è una proposta che possa essere utile anche in vista di, non dico di un semplice specchio, ovviamente no, ma di una consapevolezza da dove magari noi proveniamo, quali sono stati anche alcuni elementi chiave di un momento di formazione dell'idea stessa di Europa, di cui magari viviamo ancora le conseguenze adesso. Allora, un capitolo di questo libro, che è un libro che è questo primo libro, è in realtà con una parola latina si potrebbe dire sulla mobilitas, sulla nuova mobilitas, la nuova mobilità. La mobilità che secondo me è uno dei elementi proprio significanti, importanti di questo periodo, una mobilità nuova, una mobilità all'interno del continente, ma anche dall'interno del continente verso altri continenti, perché sappiamo bene che abbiamo a che fare con il secolo delle scoperte in tutti i sensi. Una mobilità non solo di persone, ovviamente anche di persone, artisti, committenti, faccendieri, intellettuali, artigiani, insomma quasi tutti diciamo i ceti sociali, ma anche una mobilità di idee, di concetti, di pensieri, di modelli artistici, ed è diciamo anche un concetto che ovviamente supera un po' la vecchia idea della storia dell'arte sull'influenza, sull'influsso. Non parlo di influssi, ma parlo invece di mobilità. Quindi questo libro è in fondo sul mobilità. Il secondo libro che scrivo adesso avrà come titolo Curiositas, che per me è l'altro, diciamo, concetto portante, innovativo, veramente di base, di questo periodo, questo paradigm change. La curiositas è un concetto molto ampio che si manifesta soprattutto in un nuovo rapporto, in tutti i sensi, fra il pubblico, lo spettatore se vogliamo, il pubblico in senso largo, e l'artefatto, che cambia in una maniera fondamentale in questo arco di tempo, in vari livelli, in vari modi. E per me allora, per dirlo in termini un po' brutali, l'idea ancora emergente, non solo nei manuali, ma anche in gran parte della storiografia specialistica, che in fondo il Rinascimento, giri, è comunque ha a che fare con il recupero del classico e il recupero dell'individuo, magari anche sotto lo stimolo della riscoperta dell'antico, non è ovviamente sbagliata. Non dico che Burckhardt è un fesso, mancherebbe altro. Ma secondo me non sono questi due concetti i concetti fondamentali, ma lo sono invece mobilitas e curiositas, e quindi cerco appunto di proporre questa nuova idea di il termine rinascimenti per il libro in fondo è anche un po', come dire, non è corretto forse, però l'editore mi ha detto: per favore, metti la parola rinascimento nel titolo, altrimenti non vendiamo neanche una copia. Ma è chiaro che il concetto stesso di rinascimento è legato al rinascere, no? Dei valori classici antichi, mentre io sostengo che questo sì è un aspetto fondamentale,
grande e alto, però è un aspetto solo, è un aspetto che magari si coglie all'interno di questi due grandi concetti che vi ho detto. Allora, il discorso di oggi è allora una elaborazione e una puntualizzazione e magari anche una nuova messa in questione del capitolo 6 del libro, che si chiama appunto Due metropoli a confronto, Venezia e Anversa. E allora il mio punto è un po' questo. Voi sapete tutti, noi sappiamo tutti, è una verità banale, che il Cinquecento, soprattutto nell'Europa del Sud, è un grande momento della cultura di corte. No? Le corti in Italia, ma poi dopo anche in Francia e nei paesi dell'Europa centrale, portano delle novità incredibilmente importanti culturali. Tant'è vero, vi dico tra parentesi, la mostra su Hieronymus Bosch che abbiamo appena chiusa a Milano, al Palazzo Reale, aveva come uno delle finalità proprio questa idea, cioè l'idea di trovare un rinascimento non solo in Italia e non solo in Spagna, ma trovarlo magari più che altro nell'Europa centrale e anche in Francia, nella Francia dei Valois. Quindi un rinascimento molto diverso in quel che riguarda anche i suoi punti focali. Quindi una società di corte. Due città non sono ovviamente città di corte e sono Venezia e Anversa. E Venezia e Anversa invece sono due dei centri più importanti, se non i centri più importanti in termini generali assoluti, di produzione di cultura in tutti i sensi in questo long 16th century, lungo 500. E quindi ne vale la pena di capire come mai questi due grandi centri non di corte siano allora dei centri di produzione e anche di una nuova merchandising, per usare una parola moderna, una nuova merchandising del prodotto artistico in senso lato. Ed è questo un po' il grande tema è nostro. Di base c'è anche un grosso problema storiografico, un problema storiografico che anche quello è più attuale che mai al momento in cui viviamo noi. Ed è l'idea, la domanda, il problema, un modo espressivo, chiamiamolo uno stile artistico, in che modo possa essere considerato la espressione di una città, una regione, una provincia, una realtà geografica. In che modo possa essere così? È un problema che sta tormentando la storia dell'arte praticamente fin dalla sua nascita, fin dall'epoca di Vasari, con alcuni punti fermi importantissimi, Winkelmann, Lanzi, e poi, lasciando stare all'Ottocento, che ovviamente era molto nazionalistica, quindi capiamo bene che lì appunto le posizioni si sono anche rafforzate. Nel XX secolo il problema è diventato un problema enorme, soprattutto in un periodo in cui appunto i nazionalismi si sono anche estremizzati e tutte le teorie del Gutenberg, per esempio, sono stato il risultato di Fausto. Tutto questo dobbiamo tenere in mente quando parliamo appunto di mercati d'arte, di branding e di merchandising. Cominciamo con Venezia e va bene, a cominciare vi ho portato, vediamo un po' dove è il mio, eccolo qua. Allora vi ho portato una piantina molto semplice
in cui vi faccio vedere Venezia a testa del mondo adriatico, perché Venezia inizialmente come centro ha come emanazione le due sponde dell'Adriatico. E le prime, qui passiamo magari un attimo, non è che ho molto da dire su questo, ma sulla pianta di Venezia, per far vedere che Venezia come pianta, già come idea urbana, già nel 1500, la famosa pianta di Jacopo de' Barbari, diventa una sorta di simbolo, una sorta di idea in pietra, se vogliamo. Ma passiamo, anche perché ho parecchie immagini, parecchie cose, non voglio proprio trattenervi qui fino a ore troppo tardi. Vorrei allora cominciare a capire allora i primi effetti di quello che si potrebbe chiamare una sorta di stile veneziano, una sorta di maniera veneziana, si esprime in architettura e non tanto in pittura come magari si poteva pensare. Qui abbiamo un esempio, 3 immagini insieme che magari conosciamo tutti, sono immagini. A destra avete ovviamente San Michele in Isola, Capodossi, a sinistra avete il Duomo di Sedenico e in alto abbiamo ovviamente il Tempio Malaspina di Alberti. Sono allora 3 edifici che sono molto paragonati in termini di organizzazione spaziale e formale, che sono localizzati uno in testa del bacino adriatico, Venezia, l'altro in Dalmazia e il terzo in Arimini, quindi alla costa opposta. Ed è un primo esempio di una sorta di stabilizzazione di una maniera che potrebbe avere le sue origini a Venezia, ma che in realtà non viene proprio considerata come tale, che però ha avuto delle risultati molto interessanti e ancora in parte da studiare e da approfondire. Vi porto qui 2 esempi. Quella a sinistra è una chiesa pugliese, ho dimenticato dove esattamente si trova, forse tu lo sai, a Puglia, questa a sinistra, che chiaramente, come vedete, è una sorta di elaborazione del modello, in maniera molto fantasiosa, comunque del modello sempre quello colussiano, se vogliamo chiamarlo così, con elementi anche gotici, se vogliamo. Ma a destra è molto interessante, siamo molto più avanti nel tempo, siamo a metà 500, abbiamo una visione del Duomo di Halle in Germania. Halle è una città a 30 km di Berlino ed è una sorta di stronghold, di una ricezione di modelli nord-italiani, lombardi, pseudo-veneziani che arrivano lì e che rispondono a una richiesta di una innovazione architettonica sulla falsariga di un rinascimento decorativo, non tanto misurata, che in effetti quello lombardo. E di qui ci sono molti esempi, che non riporto ovviamente perché qui vado per sommitati, di questa emanazione di un modello nord-italiano che è vagamente veneziano, ma che non viene in nessun modo percepito come tale. Non è veneziano, non è una ricezione di modelli veneziani, così non viene considerato. Invece, e qui abbiamo anche un primo, un primo anche elemento in cui
mondo del nord e il mondo del sud si avvicinano, abbiamo invece a che fare qui con a destra una stampa, una incisione, anzi è la più grande incisione forse del Cinquecento, un capolavoro inverosimile, mastodontico, che non ha avuto molto seguito proprio per il suo formato, ma anche per altri motivi che adesso non vado a esplorare perché ci porterebbe un po' troppo avanti, ma è l'arco trionfale che è stato fatto per Massimiliano I, l'imperatore, che per buoni motivi è stato chiamato l'imperatore di carta, cioè l'imperatore che un po' per la prima volta ha capito a pieno titolo l'importanza dell'opera stampa per la pubblicità, la diffusione dell'idea imperiale che diventa nel Cinquecento uno dei grandi temi di quello che noi chiamiamo il Rinascimento. Una cosa che magari non si trova sempre come come tema principale se si parla del Cinquecento in termini di Rinascimento, ma l'idea imperiale è molto importante. E l'idea imperiale che si esprime in questo arco trionfale, che si legge sempre nella letteratura artistica che è un arco trionfale, quindi è un po' classicheggiante. In realtà classicheggiante non è, è troppo elaborato, è troppo ornamentale, e non a caso qualcuno, Thomas Schauer, che ha scritto il libro fondamentale su questo monumento della incisione, la parte incisione dei tempi di Dürer, lo ha paragonato con la Basilica di San Marco, come appunto una sorta di ripresa di uno dei monumenti identificatori di Venezia. Ma torniamo adesso alle domande di base. Abbiamo detto che allora la emanazione, l'influsso, per usare questo termine famigerato, veneziano, si manifesta inizialmente soprattutto alle due sponde dell'Adriatico, anche in termini pittorici. E qui vi faccio vedere a sinistra un trittico di Carlo Crivelli e a destra la pala che tutti conosciamo, perché qui in Accademia di Giovanni Bellini, la Palazzo di San Giove. Allora, Crivelli e Bellini sono due pittori, diciamo, più o meno contemporanei, insomma, si può dire. Crivelli è nato a Venezia, come Giovanni Bellini. Crivelli la sua carriera non l'ha fatta a Venezia, ma la sua carriera la fa quasi interamente nelle Marche, quindi siamo sempre sulle sponde dell'Adriatico, siamo nella sfera di influenza di Venezia. I due pittori si sviluppano in maniera molto diversa, una veramente completamente diversa dall'altra. Quindi si sviluppa modo suo, guardando da una parte i fiamminghi, guardando dall'altra parte i fiorentini, i centro-italiani, e arriva allora al suo stile e viene dichiarato il fondatore di quello che noi chiamiamo la maniera veneziana, ma quello è un punto su cui dobbiamo un po' parlare. Mentre Crivelli fa parte della banda squarcionesca a Padova e sviluppa una maniera completamente diversa e si esibisce appunto alla Scuola di Piceno e a tutte le belle città marchigiane. Ma interessante è il fatto che lui, lo vediamo qua a sinistra, si firma sempre, quasi sempre quando si firma, come Venetus, come Veneto, come veneziano. Cioè lui, la sua identità veneziana, la tiene dura nelle Marche. Allora, la storiografia ha ovviamente un po' di difficoltà con questo, perché Crivelli non è un pittore veneziano, non viene considerato
come un esponente della pittura veneziana, però lui stesso si chiamò così. Sarebbe interessante sapere i suoi committenti, no? Cosa ne pensavano? Lo volevano perché era un bravo pittore? La sua venezianità era un elemento che aveva un certo ruolo nelle commissioni delle sue pari importanti, perché insomma lei ha lavorato per le piazze più importanti delle Marche, e dobbiamo anche renderci conto che le Marche era una regione estremamente interessante, come era un po' tutta il versante adriatico, no? Non c'erano grandi centri, metropoli, non c'era una Venezia, non c'era un Bologna, non c'era una Firenze, ma alcuni centri di corte importanti, no? C'erano alcuni pescolari importanti, alcuni mercati importanti, porti importanti, e appunto uno dei mercati più importanti, spesso dimenticato, è quello dei recanati, tanto per dire. Quindi Marche avevano questa importanza, ma non crearono mai quello che noi storici dell'arte chiamiamo veramente una scuola nazionale, fra virgolette. Non c'è una scuola marchigiana, sì, qualcuno magari lo dice, però non esiste proprio, non c'è una scuola marchigiana. Qui questo per Crivelli, come ce la mettiamo? Qui abbiamo a sinistra, qui davanti a voi, quello che io considero forse un po' il capolavoro di Crivelli, uno dei più grandiosi dipinti di tutto il Quattrocento italiano, direi via, è un dipinto stupendo, alla Leschongarvi di Luna, l'Annunciazione, che un po' riassume tutto questo, no? È un pittore estremamente aperto a tutto, fino ai sistemi prospettici sulla falsariga delle novità toscane, eccetera, ma poi appunto sempre con queste origini padovane che si vedono tuttora, ma non hanno nulla a che fare con appunto la pittura veneziana. Questo lo lascio un attimo perché insomma è un altro, per far vedere che anche Mantegna ovviamente viene da questo background, e anche lui appunto combina Firenze, Sassuolo con altri elementi. Ma facciamo un passo avanti. Il più complicato è il caso Lorenzo Lotto, che qui abbiamo a sinistra con una delle sue pale bergamasche, e a destra ho messo un po' come ho messo Crivelli accanto a Bellini, metto qui Lorenzo Lotto accanto al suo cosiddetto rivale, il suo cosiddetto Pecora Nera, che sarebbe stato Tiziano, no? Qui con la pala pesa. Anche qui mi sa che abbiamo a che fare con un problema molto sottile, ma che ci fa un po' entrare nel nostro problema, perché di solito, diversamente di Crivelli, Lorenzo Lotto viene considerato un artista veneziano, nato a Venezia come Crivelli, muore fuori Venezia come Crivelli, muore nel Lasco di Piceno, e come sappiamo Lorenzo Lotto muore anche lui a Loreto, quindi muore anche lui sulla costa adriatica. E Lorenzo Lotto per buonissima parte della sua vita ha lavorato fuori Venezia. La storia dell'arte la storiografia ha un po' la tendenza di dire vabbè, lui è un bravo pittore, è un veneziano sì, ma uno perdente, è uno che non ce l'ha fatto a tenere alta la concorrenza con Tiziano, e quindi ha dovuto, no, andare in periferia, il che allora sottintende tutta una serie di, come dire, di presupposti. Prima di tutto che Lorenzo Lotto si sia sentito inferiore a Tiziano. C'è una
possibili indicazioni nelle fonti in questo senso, però insomma è molto isolato e molto poco, e io non sono molto convinto di questo fatto. E l'altro diciamo, presupposto è che Venezia è la capitale, that's the place where it's all happening, e insomma uno che non ce la fa a Venezia può sempre andare in periferia, figuriamoci, in periferia è più facile, eccetera. Secondo me è tutto sbagliato ed è tutto anche contrario alla realtà. Io sono piuttosto convinto che Lorenzo Lotto, invece, qui abbiamo un altro esempio che esprime un po' quello che sto dicendo adesso, illustra questo, che Lorenzo Lotto aveva trovato già in giovane età una committenza da parte della corrente osservante dell'ordine dei Domenicani. L'ordine dei Domenicani nella prima metà del Cinquecento viveva una lotta interna feroce fra i conventuali da una parte e gli osservanti dall'altra, tanto vero che sembrava a un certo punto che si erano anche prossima a una scissione nell'ordine. C'era una lotta, per esempio qui a San Giovanni in Paolo, fra le due fazioni per il controllo sul convento, no? Chi comanda, i conventuali o gli osservanti. E se si vede bene, la carriera di Lotto, per le sue grandi opere, viene in gran parte scazionato da commissioni per esponenti della parte osservante in conventi laddove questa lotta è all'apice, al più importante. Fino a qui San Giovanni di Paolo, se lo andate lì a vedere la parra di Sant'Antonino a San Giovanni di Paolo qui a Venezia, è un'opera fatta chiaramente in supporto delle idee degli osservanti. Qui abbiamo a sinistra la parra dei Recanati, dove questa lotta era un dato di fatto, e a destra abbiamo la parra dei Cingoli, che anche quella è una commissione domenicana osservante, che illustrano questo. Per sigillare tutto questo, la provincia osservante domenicana all'epoca esisteva, era così geograficamente considerata fra la Lombardia, il Veneto e le Marche. Pensate un po', giusto quelle tre regioni dove Lotto ha lavorato. Morale della storia, Lorenzo Lotto non è andato, non ha preso rifugio nella provincia, ma invece noi dobbiamo vedere la realtà in una maniera un po' diversa. Lorenzo Lotto si è trovato un giro di committenze che ovviamente fra una cosa viene un'altra, non voglio dire che tutte le opere che Lotto ha fatto le ha fatte per osservanti domenicani, ovviamente no, questo sarebbe una sciocchezza, però è chiaro che quello era una sorta di trampolino che li metteva poi nella posizione di acquisire anche altre commissioni. In termini formali poi, qui abbiamo nella prossima immagine, abbiamo a destra la parra di San Bartolomeo di Bergamo, che era uno dei grandi capolavori di Lotto, fatto anche questo per un convento che a Bergamo viveva a quell'epoca una lotta feroce fra le due frazioni, quindi siamo sempre in tema. E a sinistra ho messo un'opera di Moreto da Brescia per far capire che anche qui Lorenzo Lotto, che viene forzatamente, sempre tirato in quello che è la scuola veneta, perché la scuola veneta deve essere quella della capitale, no? Come la scuola veneta. Lorenzo Lotto è molto più complicato. Lorenzo Lotto è un pittore che conosce
nel suo modo di fare e nel suo modo di muoversi e nel suo modo di acquisire le sue competenze, i suoi clienti, il suo habitat, conosce una varietà di stimoli, di impatti, di cui i lombardi sono sicuramente uno molto importante. Quindi, allora, come ce la mettiamo? Come ce la mettiamo con, appunto, il concetto della scuola veneziana in questo senso? Bene, mi direte, io a sinistra ce l'abbiamo, abbiamo Tiziano è più veneziano di così, non esiste. Sì, è vero, Tiziano è molto veneziano, anche se non è nato a Venezia, ma va bene nella nostra Pieve di Cadore, ma Tiziano fa una carriera europea, e quindi Tiziano, dice la storiografia, Tiziano porta la maniera veneziana come nessun altro in tutta Europa. Ed è vero, ne sono convinto, ed è anche un po', diciamo, il punto di partenza metodologico della nostra fondazione Tiziano in Cadore, che Tiziano è il primo pittore europeo. Lo è davvero, perché in effetti Tiziano porta un modus, grazie agli Asburgo e in Valois, ma soprattutto agli Asburgo, eccoci qua sempre di Asburgo, li porta in tutta Europa. Ma questa sua realtà viene considerata la maniera veneziana, cioè vogliono Tiziano perché lui è l'esponente eccellente per eccellenza della maniera veneziana, o lo vogliono per altri motivi? Questa è un po' la domanda, perché se vogliamo dire che è la stile veneziana che viene equiparato in una maniera o altra con la città, con l'idea, con il concetto, con qualunque cosa veneziana, oppure è per altri motivi. Bene, qui abbiamo, come voi vedete, a sinistra non una delle opere più famose di Tiziano, ma uno dei due grandi peccatori che Tiziano, ha fatto in età matura per Maria di Ungheria. Maria di Ungheria, e siamo sempre al tema asburgico, quindi per questo è anche giusto e logico di far vedere questo dipinto. Maria di Ungheria, che era la governatrice dei Paesi Bassi, quindi lei rappresentava Carlo V, il suo fratello, nei paesi del nord, ricchi, potenti, importanti, ribaltanti, insomma era un incarico difficilissimo, ma lei ha fatto quello che ha creato, quello che è forse l'unica corte asburgica all'epoca di Carlo V fissa, ed è quella di Bruxelles, col castello di Binche. Il castello di Binche, che lo faccio vedere per un attimo, veniva decorato con dipinti fra i quali appunto i grandi peccatori di Tiziano, ma non solo di Tiziano, perché abbiamo scoperto adesso che Tiziano ne ha fatto due, e altri due venivano fatti, erano stati presentati da un pittore fiammingo, di cui solo gli specialisti più agguerriti conoscono il nome. Si chiamava Michal Coxi. E questo Michal Coxi era un grande nome all'epoca, C-U-C-X-I-E, Michal Coxi. Uno che ha vissuto a lungo, era un po' più giovane di Tiziano, ma ha vissuto praticamente per tutto l'arco del Cinquecento, e lui è l'autore del dipinto che vedete a destra. Purtroppo i suoi due peccatori che ha fatto ad accompagnare i due di Tiziano sono andati persi, ma il dipinto a destra, che come voi vedete è Caine e Abele, fotografa perfettamente bene lo stile dell'artista e i modi che lui ha sicuramente presentato nei due dipinti persi. La fonte di ispirazione di Coxi è sì italiana, ma non veneziana. È raffaellesca, magari raffaellesca in senso lato, ma comunque centro italiano, non veneziano. Interessante allora è che per Maria di Ungheria era chiaramente non di grande importanza
di avere dipinti di Tiziano veneziano oppure di Coxi, basta che aveva 2 dipinti o 4 dipinti meglio che rispondevano a certi diciamo criteri di base. Cos'erano questi criteri di base? Li possiamo ricostruire forse un pochino, perché abbiamo un po' di corrispondenza di Maria d'Ungheria e quindi ne parla anche un po' delle sue opere d'arte e soprattutto anche di Tiziano. Quello che lei, che era una persona molto intelligente, e fra gli Asburgo probabilmente la persona con più senso per l'arte, quello che lei voleva da questi dipinti, è anche molto logico, è una visibilità a distanza, cioè una visibilità non tanto da vicino come era appunto il caso con i dipinti neerlandesi dell'epoca, no? Che sono tutti particolareggiati, che si devono vedere da vicino, ma una cosa lontana. E Tiziano, con la sua pennellata aperta e con i suoi effetti anche di luce molto, come dire, drammatici, spettacolari, ovviamente corrispondeva bene a questo. Anche se Filippo II, no, il nipote di Maria d'Ungheria, che aveva meno senso, meno gespür per queste cose, non era tanto contento, perché lui diceva: ma insomma sto Tiziano mi porta dei dipinti che non sono finiti, cioè, non posso. Quindi non aveva capito che Tiziano appunto voleva l'effetto a distanza. Ma Coxi, a modo suo, anche lui garantisce una visibilità da lontano. Quindi, morale della storia, era quello che ci voleva, non tanto la maniera veneziana. È vero che se si legge la letteratura artistica dell'epoca, da Dolci, da Pino, da Vasari, ecco, c'è questo discorso, questa configurazione che conosciamo tutti, no? Disegno, colore, disegno centro italiano, colore veneziano. Ma in realtà, io ho fatto adesso un esempio solo, ma se si guarda bene le committenze e diciamo le vicende concrete della produzione artistica e la ricezione del Cinquecento, ci sono pochissimi elementi a sopportare l'idea che la committenza a un Tiziano, per esempio, era proprio legato all'idea di un committente che era cosciente del fatto che voleva un pittore veneziano, perché voleva il colore veneziano piuttosto che il disegno toscano. È un momento, diciamo, ovviamente in un discorso come questo, che vi faccio per sommi capi, rischio è che diventi un po' schematico. È chiaro che è una scala mobile che mentre procede il secolo, questa diversità, questa diversificazione tra disegno e colore lentamente comincia a trasparire e comincia ad essere anche un po' notabile nelle committenze stesse e anche nel valore che viene dato alle opere. E qui, allora, prima vi faccio vedere Banch, perché insomma è un famosissimo acquarello che fa vedere la sala di questo castello meraviglioso di Maria d'Ungheria, che è stato distrutto dai francesi, no? Gli arcinemici degli Asburgo, che a un certo momento, già nel 500, hanno ripreso Bruxelles e hanno distrutto questa in realtà. Ma è solo con l'avvento di Rubens, che poi ci porta anche ad Anversa, è solo con l'avvento di Rubens, e qui abbiamo, come voi vedete, il Ratto d'Europa, adesso Boston, una delle poesie più folgoranti dell'ultimo Tiziano, fatto per Filippo II. Non intendo ovviamente di parlare delle poesie che Dio regale, ma li faccio vedere perché qui abbiamo allora un esempio di
un'opera d'arte che sicuramente non è stato ordinato, anzi Filippo II non ha ordinato niente, perché questi dipinti venivano semplicemente mandati da Tiziano a Filippo II, ma in retrospetto venivano considerati nel 600 soprattutto da Rubens come opere che in effetti sì rappresentavano una prova, un esempio eccellente di Tiziano, pittore del colore, e non a caso abbiamo le famose qui abbiamo la copia al Prado di Rubens di questo dipinto. Gli altri dipinti, le altre mitologie, poesie di Tiziano, da quel momento in poi diventavano un po' modelli di un nuovo modo più sensuale, più anche interattivo col pubblico, che sì, a questo punto veniva identificato con la maniera veneziana. La maniera veneziana a questo momento, da Rubens e Rodin in poi, diventava una realtà collegata all'idea di pennellata aperta, di colore e magari anche di un nuovo rapporto con lo spettatore. Attenzione, io sono convinto che questa idea di uno stile veneziano di colore non veniva quasi mai associato concretamente, geograficamente, no? Con Venezia. Era piuttosto una venezianità astratta, no? Il colore, ma non era Venezia come Venezia, non era la realtà geografica. È una bella differenza che dobbiamo tenere in mente. Che poi, no? Questo si vede, qui abbiamo due esempi importanti della ritrattistica di Tiziano, l'uomo con guanto e l'Aventino, e che stanno alla base di soprattutto questa ritrattistica di anche un'idea del pittore è fuori discussione. L'idea del pittore, e non è tanto appunto il colore, ma piuttosto l'idea di un pittore di corte, di un pittore che è più di un pittore, che è una sorta di principe, una sorta di modello, role model si direbbe, no? Per pittori successivi. Per esempio per Rembrandt qui abbiamo il ritratto di Jan Six nella collezione Six di Amsterdam, che è chiaramente legato a questa idea, e lo vediamo anche nell'altro ritratto di Tiziano, che appunto per questo motivo viene ripetuto, viene insomma misurato da Rembrandt. Bene, quindi cosa vi voglio presentare? Come idea vi voglio presentare questo, che il concetto di una maniera veneziana non funziona tanto bene. Ci sono troppe nel Cinquecento, è troppo contraddittorio, non si può pretendere un equiparaggio fra lo stile da una parte e il territorio dall'altro, e se si può parlare di qualcosa di veneziano è più che altro il successo di certi motivi o di certe carriere che quasi per caso vengono da Venezia, potevano anche essere, no? Potevano venire da altri posti alla fine. Quindi è piuttosto un risultato che ci lascia un po' in sospeso. Passiamo, e dobbiamo un po' guardare i tempi, passiamo all'Anversa. Adesso qui sempre la piantina, ma come vedete qui la piantina è molto diversa. Anversa è una città moderna, mentre Venezia pretende, l'abbiamo visto appunto con il
San Marco come modello dell'arco trionfale per Massimiliano, Venezia pretende, almeno per certi versi, l'idea appunto della nuova Roma, del nuovo Bisanzio, insomma un'idea imperiale. Anversa no, Anversa è una città moderna, Anversa è una città senza storia. Anversa è una città che nasce e esplode soprattutto perché insomma prende praticamente la posizione di Bruges di un secolo o 50 anni prima e si esplode nel corso del Cinquecento come il laboratorio più straordinario della produzione e del merchandising, delle arti, dell'artigianato e anche del prodotto intellettuale. Bisogna dire questo. È straordinario. Anche Anversa però si presenta, e lo vediamo qui, si presenta come città, ma non è una città che si presenta mai nella forma di Venezia, non è mai una città, che si presenta che si autopresenta in termini di un mito vivente, mai. Ma viene visitato e viene estremamente chi ci va, chi ci abita, chi ci traffica è colpito dal fatto che questa città, Anversa, è la piazza del mondo. Non c'è prodotto da tutto il mondo che non si può trovare ad Anversa. Anversa, dove appunto le specie da Portogallo vengono trafficate, Anversa, dove l'industria della stampa più importante dell'Europa c'è, dove l'arte del vetro, di cui non ho parlato, ma che a Venezia ovviamente è molto importante, anche ad Anversa è molto importante, anzi quasi importante quanto non lo è a Venezia. La illustrazione scientifica, ne parleremo un attimo, Wolfgang e della compagnia ad Anversa hanno uno strepitoso sviluppo che è veramente fantastico. Tutto così. Esiste uno stile anversese nelle arti? Esiste? Non lo so, io non saprei, non ho idea. È curioso, no? Perché Venezia, che per tanti versi è paragonabile a Anversa, produce quello che tutti dicono uno stile veneziano. Beh, abbiamo già capito che è un po' problematico, però qualcosa si può dire. A Anversa c'è uno stile. Direi che c'è qualcos'altro, ci arriviamo. Cominciamo con questo straordinario dipinto, che è un'opera che è davvero incredibile. Non lo vedete su questa povera immagine perché insomma noi storici ragazzi siamo sempre penalizzati dal fatto che le nostre immagini hanno sempre lo stesso formato, una miniatura grande così e la suga di Tiziano sono uguali, no, sullo schermo. Vabbè, è così. Questo dipinto si trova ad Amiens, ma chi ci va ad Amiens? Nessuno, quindi nessuno conosce questo dipinto e non si sa nemmeno chi è l'autore, ma è molto interessante questo, ci arrivo. È il maître d'Amiens, naturalmente, il maestro d'Amiens, ma non è un maestro che è nato e cresciuto ad Amiens. Questo dipinto per vie esterne è finito ad Amiens, ma è un anversese, è un esponente di quello che è forse la prima manifestazione artistica di quello che chiamerei il sistema Anversa. Il sistema Anversa che negli anni 10, 20 e 30 del secolo, per le arti pittoriche si concretizza nei cosiddetti, ed è una parola orrenda, ma ve lo dico perché la letteratura lo chiama così, i cosiddetti manieristi di Anversa, che non sono manieristi per nulla, il manierismo non esiste, quindi insomma è comunque manieristi di Anversa. Uno così non è un manierista soggettivo, ma perché lo chiamano così? Lo chiamano così questo gruppo di artisti per la gran parte anonimi, perché sembrano un po', come dire, diversi, e sicuramente lo sono,
della maniera dei grandi pittori fiamminghi del fine 400, tipo Memling, Gerard David, della compagnia. Sono più variegati, più ornamentali, e questi pittori avevano un successo enorme in tutta Europa. Producevano nelle botteghe, per la gran parte, non tutti, ma per la gran parte anonimi, a raffica, dipinti, e sono da trovare in Francia, nei paesi asburgici, anche nell'Europa del Sud, tant'è vero, questo dipinto è una cosa pazzesca, non è uno dei dipinti più stravaganti di tutto il Cinquecento europeo. È un dipinto che fa vedere un po' un pantheon cristiano con centinaia di figure, incluso anche l'imperatore e altri altrettanti personaggi. È un dipinto che quasi non studiato, insomma, la storia dell'arte tende sempre a non studiare delle opere che sono anonime, perché insomma noi siamo tutti figli di Vasari e studiamo solo quello che è, quello che ha un nome e quello che non ha un nome. Quindi i manieristi andesesi sono stati studiati come gruppo solo 15 anni fa in un catalogo di una mostra fra Anversa e Maastricht per la prima volta. È un fenomeno europeo questo, davvero. Anche a Venezia hanno lavorato, uno ha lavorato, un'opera non ha lavorato, ma ha mandato dall'Anversa a Venezia, questo trittico straordinario. Ce l'avevamo nella mostra del 1999 qui a Venezia a Palazzo Grassi. È il trittico della Carità, e che lui ha fatto, di Jan de Beer ha fatto. Jan de Beer è un pittore, appunto, uno dei pochi di cui sappiamo nome e cognome, uno di questi manieristi di Anversa, un dipinto straordinario anche questo, che appunto fa capire questo. Allora, io non ho portato tutte queste immagini perché insomma posso parlare per 5 ore e con 500 immagini non ha senso, però dovete capire una cosa, che questi manieristi anversesi non sono comprensibili senza un'altra grande industria del sistema Anversa, ed è quello dei pagliotti di legno. I pagliotti di legno è un tema fantastico. Le botteghe anversesi fra l'inizio e la fine del secolo hanno prodotto centinaia di prefabricated pagliotti di legno per posti lontanissimi, fino alla Finlandia, fino alla Ucraina, fino alla Spagna, fino all'Italia e tutto quello che c'è nel mezzo. In parte erano semplicemente come noi andiamo al negozio e ci serviamo una maglia già prefatta, oppure anche delle opere che hanno qualche elemento specifico, perché appunto era una chiesa dedicata a un certo santo, quindi volevano avere. Cioè, era una industria molto raffinata e molto variegata a vari livelli, e questi dipinti dei manieristi di Anversa ne facevano pari passi. Sono due versanti dello stesso sistema. Ma arriviamo anche ad altro. Qui abbiamo un dipinto di uno dei più artisti di più successo dell'Anversa dell'epoca, che è tutto diverso, come voi vedete, perché non ha nulla a che fare questo dipinto con i modi quasi spasmodici di questo maestro di Armenia o Jan de Beer. Qui abbiamo invece Proslovis, che è un pittore classicheggiante, un po' sulla forza riga di questo Coxi, di cui vi faccio vedere un altro dipinto, 2 dipinti di Coxi. Non è un po' esagerato? No, non è esagerato, perché voi non lo conoscete, ed era un artista che all'epoca aveva, come voi vedete, le competenze più importanti possibili, immaginabili, e lui ovviamente è un altro. Cioè, all'Anversa quello che caratterizza la produzione è proprio una varietà enorme
è la varietà piuttosto che la uniformità che contraddistingue il sistema Anversa e anche la modernità di questo sistema diverso, proprio la modernità di questo sistema. Perché mentre Coxi fa un dipinto come questo, chi ci lavora, e lui lo conoscete, no? È Peter Bruegel che fa dipinti che sono tutto diversi, sono no? Strepitosi, che sono dipinti che hanno tutta una serie di figurine piccoline, sono tutti dettagliati. Dopo il mio discorso che ho fatto adesso sembra quasi una rivoluzione, no? Quasi reazionaria, perché pare che si ritorna ai modelli fiamminghi del 400 con tutti i particolari da vedere da vicino, e non avevamo visto che invece la domanda adesso era più per quello che noi chiamiamo Rinascimento, quindi dipinti con figure grandi, la diversità che appunto qui vediamo anche in un'altra opera di Bruegel. Questa è una delle sue famose cacce, e questa è delle famose stagioni, scusatemi, dei mesi dell'anno, no? Che lui ha fatto per un committente amversese, perché questo Bruegel era un po' atipico, non fa parte del sistema, attenzione, non fa parte di questo sistema quasi pre-industriale in cui si producono con botteghe grandi, anche Coxi aveva una grande bottega, Flores aveva una grande bottega, producevano. Bruegel invece era solo soletto e produceva solo per certi committenti, a tu per tu. Io lo confronto con, molto più noto qua, con Giorgione, perché anche Giorgio da Castelfranco, 50 anni prima, lavorava in questo modo, cioè lavorava, per quel che ne sappiamo, da solo soletto, e lavorava appunto per delle committenze molto specifiche. Però laddove le opere di Giorgione rimanevano nascoste purtroppo nei studioli dei vari Vendamina della compagnia, Bruegel ha avuto la grande fortuna che le sue opere che lui ha fatto per questi pochi committenti amversesi venivano in parte comprati dall'ultimo grande committente a grande stile europeo dell'epoca, che è l'imperatore Rodolfo II, e per questo motivo, e per il fatto che le sue opere sono messe in stampa, il suo stile ha fatto parte integra, anzi è stato un protagonista del sistema Anversa in tutta la sua diversità. E qui vediamo appunto una di queste stampe che fanno capire come il suo impatto è stato grande, un impatto grande che è di nuovo possiamo ravvicinare i due modelli, Venezia ed Anversa, lo si vede nel caso del Bassano. Il caso Bassano, che è un caso incredibilmente importante e in un certo senso tutto da studiare. Io anni fa ho inventato la parola dal puntiana metodus, dal ponte è il nome dei Bassano, no? Jacopo dal ponte detto Bassano. Se si pensa bene, se si vede bene, qui abbiamo uno dei suoi tanti dipinti della maturità in cui abbiamo figure piccole in ampi paesaggi bruegeliani. Dai, diciamo la verità, dopo la stampa che abbiamo appena visto, l'avvicinamento con le stampe di Bruegel è reale, non c'è nulla da dire, è reale. Allora, questo modo di presentare delle figure realistiche in paesaggi ampi, con delle illuminazioni piuttosto drammatiche, è una sorta di, per dire così, è una sorta di variante in miniatura del Caragismo. E quindi quello che abbiamo, questa dal Pontiana Methodus, se uno apre gli occhi, vede che questa dal Pontiana Methodus, l'ho chiamato così perché allora, una fonte del 600 parla del seguace di Caravaggio, Bartolomeo Manfredi. La sua produzione sarebbe la Manfrediana Methodus, cioè uno stile che in un certo senso
prende insieme degli elementi caravaggeschi. Allora, io ho inventato in parallelo dal Pontiana Methodus, che sta un po' alla base di un sistema che si può seguire fino ai Prevemantisti, fino addirittura agli Ansteni in Olanda, fino a El Greco e Piero Laurenti in Spagna, insomma Elsheim. Tutti questi sono in fondo impensabili senza la Pontiana Methodus. Quindi, ecco, qui abbiamo a che fare con una sistemazione che in un certo senso anche pseudo-andersese, se vogliamo, pseudo-andersese. Qui di nuovo, questo un po', lo lascio un po' andare a un altro, perché insomma devo guardare un po' il tempo, vado già avanti per tutto il tempo. Un altro blog, ma questo è un'opera di Peter Bruegel il giovane. Il giovane è il figlio del vecchio inventore che aveva 2 figli. Questo qua che faceva praticamente, che in un certo senso trasformava lo stile unico del papà in un modello di mercato. Un modello di mercato secondo i temi che abbiamo detto. L'altro figlio invece più interessante che è Jan Bruegel che porta questa maniera e questo modo di fare anche in Italia, ma guardando il tempo vado avanti un po' velocemente. Quello che sta un po' adesso, spero che voi l'abbiate capito e che nelle ultime immagini vado a carrellata veloce, si verrà fuori, è che la novità del sistema Anversa si può magari definire in questa maniera. All'Anversa vengono inventati per motivi complessi, ma in parte anche di mercato. Assistiamo alla nascita dei generi pittorici. I generi pittorici che è una tematica che noi siamo abituati a dire, no? Questo è il genere paesaggistico, il genere della natura morta, il genere della ritrattistica, il genere della pittura religiosa. Ma questa suddivisione, che poi è anche una gerarchia molto chiara, è condizionata dalla necessità di mercato, organizzazione del mercato. Tra parentesi, io qualche giorno fa sono stato alla preview della TEFA di Maastricht e quando si va alla TEFA di Maastricht è molto istruttivo, perché lì si capisce che questi sistemi di cui stiamo adesso cercando di delineare le origini sono tutti presenti, ma presenti in una maniera fantastica, no? La suddivisione in generi, la gerarchia, c'è tanto, è molto interessante. Qui siamo alla radice. Il sistema Anversa capisce che questa suddivisione ha un senso e questa diversità è in vero un marchio di Anversa. Qui abbiamo appunto Hufnagel, una pergamena mozzafiata che ci fa capire, come vi ho già detto, come l'illustrazione naturalistica nasce e fiorisce lì con dei esempi dei più belli immaginabili. E qui vi faccio vedere Brown, che è la grande Atlante delle città a sinistra, che è l'inizio della veduta, ovviamente. La veduta che nasce lì come genere. Il tema del genere non esiste prima di questo momento, e qui abbiamo ovviamente il Vermeer, che adesso è in gloria ad Amsterdam, al Rijksmuseum, la veduta di Delft, ma questa è una cosa che voglio proprio sottolineare. Si legge sempre nella storia dell'arte, anzi c'è un famoso articolo di Gombrich che secondo me è sbagliatissimo, ed è quello sulle origini del paesaggio come genere artistico. Lui estrapola tutti degli elementi, no, da un contesto e costruisce gli inizi della pittura del paesaggio come genere a sé stante già ai primi del Cinquecento, ma non è così, non è proprio così. È un lungo discorso che non vado a fare qui, ma quello che si vede in realtà è che la vera nascita, che poi trova anche solo nel Seicento il suo riscontro nella letteratura artistica, attenzione, non nella letteratura artistica del Cinquecento, che non ne parla,
I generi artistici nascono solo adesso. Qui siamo alla vicina. Poi il paesaggio, molto importante qui, un personaggio chiaro è Ulan Savre, un altro artista poi noto solo ai specialisti, ma in fondo è come pedina in questo sviluppo, è fondamentale, più importante di Breuer di sicuro. Fra Anversa e Praga, Rodolfo II, qui entra anche molto sulla geografia dell'arte che non posso adesso toccare, ma comunque. E anche la natura morta, tanto per fare dei grandi esempi, no? Senza troppi commenti, ma qui abbiamo sempre a che fare con l'esempio fiammingo anversese che viene dal sistema Anversa e il suo sviluppo nei 100 anni successivi. Qui nasce questa idea. Il paesaggio, diciamo, rusticale, a sinistra Felix von Konigsloh, che è un po' l'iniziatore di tutto questo, che poi ha dato a Frankenthal, e a destra ovviamente abbiamo Jacob Norherstal, che un secolo dopo, 80 anni dopo, insomma, sviluppa questo in una compartimentalizzazione, perché in realtà parliamo di questo, naturalmente, di specializzazione. Generi vuol dire specializzazione e compartimentalizzazione, e questo si vede chiaramente nel Seicento olandese, questo viene sviluppato fino in modi quasi insopportabili. Ma finiamo perché appunto con due immagini. La prima è direi per far capire come il modello veneziano e il sistema Anversa in un certo senso si combaciano molto lontani da Venezia. Qui a sinistra abbiamo, a destra ovviamente qui la sala del Maggior Consiglio, qui a Palazzo Ducale, che è un modello statale importantissimo, no? Ideologico statale. A sinistra abbiamo la sala principale del Ratshaus di Danzica, che è stato organizzato da quel impresario stupendamente importante e forse, diciamo, la figura chiave in tutto questo sistema anversese, che è Hans Friedemann de Vries. Hans Friedemann de Vries era un imprenditore, architetto, disegnatore, organizzatore, è un po' tutto. Non a caso, quando la storia dell'arte, non tanto tempo fa, Tom Costa Kaufmann ha detto che è forse il più importante personaggio nel Rinascimento europeo. Vabbè, insomma, è un po' esagerato, però per dire che questo qua, che ha vissuto a lungo e ha bazzeccato tutte le città che abbiamo visto un po' nella prima piantina anversese, tutto il bacino nord e centro europeo, e ha lasciato questi modelli che sono è un po' come dire una ripresa, no? Di questo sistema che nasce nei manieristi anversesi e i grandi scultori di legno della prima metà del Cinquecento, e quindi vediamo il risultato. E poi alla fine, no? 1585 finisce il sogno anversese. La furia spagnola, come viene chiamata, allora Anversa viene ripreso dagli Asburgo, i ribelli olandesi in ritaliazione chiudono il porto, e questo vuol dire che la grande stagione di Anversa è finita. Anversa si riprende, ma si riprende in un altro modo, diventa una città o una succursale, se vogliamo, della corte di Bruxelles degli Asburgo. E quindi è questo il modo in cui Tiziano e in cui Rubens riprende il modello veneziano in questa splendida tela che lui ha fatto per il palazzo pubblico, il famoso palazzo pubblico. Poi anche lì Friedemann de Vries ha collaborato con Floris. Questa grande stupenda tela che è una sorta di sintesi fra il modello veneziano e appunto questa idea di corte e il dipinto che adesso ha fatto. Quindi, e chiudo, il risultato di questa nostra grande
giro che abbiamo fatto è che comunque è problematicissimo parlare della maniera veneziana, sicuramente in senso, diciamo, di identificatorio con il territorio veneziano. Secondo, che le novità andersesi sono da definire appunto nei processi di produzione, di merchandising e, cosa che magari devo per ultimo anche sottolineare, la produzione di certi marchi formali, ma sempre diversi tra di loro, che contraddistinguono il sistema Anversa. E con questi marchi intendo per esempio quello che era il grande tema della nostra mostra su Hieronymus Bosch, che non era una mostra su Hieronymus Bosch, ma era una mostra per far vedere che Hieronymus Bosch come prodotto è forse uno dei primi esempi a livello europeo di un marchio che poi non a caso nasce ad Anversa, perché anche tutti questi strani seguaci, imitatori e quant'altro di Bosch che avevamo in mostra hanno al 90% la loro origine nelle botteghe di Anversa. Anversa che crea proprio questa novità di un marchio che diventa europeo. Come noi lavoriamo ancora con l'idea del marchio. Quindi anche lì l'idea di dire a tutti i costi come vogliono, non so, gli antiquari, no? Ah, ma questo qua di chi è? Di Peter Hash o di Diamandè? Non è questo il punto. Il punto è che sono... Avete capito tutto e vi auguro buonanotte. Se avete delle domande, molte grazie per, credo che l'applauso abbia dimostrato l'entusiasmo per la tua lezione. Forse qualche domanda dal pubblico? Non abbiamo moltissimo tempo, ma un quarto d'ora forse sì. E quindi vorrei sapere infatti come è nato questo sistema di genere, infatti questa maniera di organizzare, di fare un genere, diversi generi. Forse c'è qualcosa? Sì, ho capito la domanda. La signora ha fatto una domanda direi molto, molto importante e fondamentale e mi sfida un po' a magari ad elaborare un aspetto fondamentale di quello di cui abbiamo parlato. Ed è appunto questo grande problema da tutto risolto in un certo senso della nascita di questi generi, di questa compartimentalizzazione dei specialismi pittorici soprattutto, non solo pittorici ma soprattutto pittorici. Io direi che alcuni elementi ho cercato di indicare, ma si tratta appunto di una ricerca veramente ancora in corso. È molto curioso pensare che un tema così fondamentale ha pochissima letteratura. Se uno appunto va a vedere chi ha scritto qualcosa su questo problema, le origini dei generi pittorici, mi sembra abbastanza fondamentale, no? Non trova quasi nulla. In letteratura sì, è un'altra cosa. Lo sbaglio di Gombrich è stato un po' di estrapolare diciamo i risultati dei studi letterari, soprattutto retorici, e di semplicemente trasferirli sulla storia dell'arte, che non si fa e non è giusto e non è vero e non è corretto, insomma non è proprio. Allora, penso che, come ho detto, la città di Anversa, non come città ma come sistema, quindi non è proprio le stradine di Anversa, ma il sistema che nasce lì, che Guicciardini, io vi ho fatto vedere senza dire, ma insomma vi ho fatto vedere a un certo momento il frontispizio di un libro, che è un libro di un italiano, fiorentino, Guicciardino,
Ricciardini, che viva ad Anversa, e lui scrive una storia dei Paesi Bassi che è molto importante, in cui lui dà delle indicazioni importantissime per capire meglio il sistema Anversa. E lui parla appunto, certe cose che vi ho detto sono delle parafrasi del suo, ho parafrasato un po' le sue cose. Allora, all'Anversa si sviluppa sicuramente in un sistema di grande concorrenzialità, che nasce appunto anche da una posizione geografica un po' sui generis, no? Da una parte un porto importante, dall'altra parte un hinterland estremamente esteso, cioè un hinterland che ha bisogno di prodotti, anche appunto con una popolazione che è molto in crescita, crea allora un sistema economico di dare e avere, di richiesta del mercato, che fa sì che certi artisti, per certi artigiani anche, per appunto trovare un mercato, cominciano a specializzarsi sempre di più, e questa specializzazione però bisogna stare molto attenti, perché l'esempio della pittura del paesaggio, che adesso è un po' studiato anche da amici, da colleghi eccetera, la pittura del paesaggio è molto interessante, molto molto tricky. Di solito si dice cosa succede? All'inizio le figure hanno appunto il predominio, la preponderanza, il paesaggio è uno sfondo, e poi cresce il paesaggio. Pensate a Patinir, no? Il famoso Joachim Patinir. Cresce l'importanza del paesaggio, e a un certo momento le figure diventano più piccole e il paesaggio prende il sopravvento. Ma quelle figure non perdono nulla della loro importanza iconografica. Nei dipinti di Patinir, ma anche nei dipinti di Bruegel, le figure hanno la loro importanza, e forse bisognerebbe proprio capovolgere tutto questo, e che è una strategia pittorica, nel senso che quello che certe opere di Bruegel, per esempio, che sono opere che hanno un contenuto religioso-moralistico molto forte, ci sono tanti contesti che lo suggeriscono. Allora, che l'idea è un po' questo, lo metto adesso in termini un po' semplificati, perché insomma non è che posso fare un'altra lezione, non è il caso, ma l'idea è un po' questo, che lo spettatore, è un po' la mia idea della curiositas anche, lo spettatore non è che veda a prima vista, questa è la figura più importante, quindi questo è il centro dell'attenzione, e quindi ho capito, ciao, buonanotte, vado avanti. No, è diverso. Quello che vede lo spettatore, il primo impatto è un paesaggio con montagne, con figure, magari con viali e con tal. Ma lui, se vuole veramente capire il senso dell'immagine, che va oltre l'immagine, un senso molto più profondo, deve entrare nell'immagine e deve trovare all'interno di questa panoramica quello che conta davvero, e quindi non è lo sviluppo del paesaggio per farlo indipendente, come dice la storia arabica, no? Per esempio i paesaggi indipendenti, no, è una strategia. Quindi ci sono molti, non è un discorso da fare in termini semplicistici, non è che si può dire queste sono le origini e poi si sviluppa in questa maniera, caso per caso va guardato, ma il dato di fatto è che comunque le necessità di mercato sono molto importanti in tutto questo. E l'ultima cosa che, in risposta alla sua giusta e bella domanda, voglio dire, è che
è ovvio che tutto questo ha tutto a che fare con la nascita di un altro sistema, ed è il sistema che noi siamo qui dove siamo, nelle gallerie dell'Accademia. Le gallerie dell'Accademia è un museo classico, un museo che è nato sulla base del sistema della storia dell'arte. Il sistema della storia dell'arte è un sistema che è basato su una gerarchia che è condizionata da nomi e generi. E questo è un po' la base di tutto, ma è una invenzione. È una invenzione che nasce, e non a caso nasce, guarda caso, quando? Proprio in questo momento, nella seconda metà del Cinquecento. È tutto collegato. Qualche altra domanda o osservazione? O protesta? Una protesta, Luca. No, ma la domanda di prima. Cioè, giustamente hai spiegato oggi che gli olandesi provano inventato poco per le distribuzioni. E le portano gli anglosassoni quando si trasferiscono. Ma ho detto che sempre il nostro problema dal punto di vista dello storia Parli un po' più avanti, perché sei così lontano, vieni un po' più vicino. Vieni qua. No, volevo capire, secondo te, difficile da dire, qual è la differenza, qual è il gioco. Tu parli sempre di offerta, se non ci deve essere una clientela che va al bar, come si chiama, va al mercato, e che a Venezia questo non si sviluppa. Faccio la domanda perché si rapportano più con il committente, poi all'inizio comunque, ma poi il figlio ne fa un genere. Quindi non è una clientela che si aspetta di un rapporto con il futuro, è una clientela che va a un mercato specifico, compra quadri, e sa già a un certo punto che generi ci sono. Perché Venezia non si è Intanto la domanda è molto giusta, è un altro, diciamo, di questi punti che ovviamente è ancora un po' in pentola, perché è una domanda complicata. Intanto va forse un po', come dire, anche ridimensionata, perché il fenomeno Bassano, di cui abbiamo parlato, è un fenomeno con un gioco fra offerta e richiesta che è molto paragonabile col sistema anglosese. Ed è anche curioso vedere che nella letteratura artistica questo sistema viene raramente preso in considerazione. Anche questo è un po' un presupposto. L'altro punto è questo, che quindi è lì, come abbiamo visto, diciamo un legame, un rapporto, comunque lo vogliamo definire, con i paesi del nord, è chiaramente lì, insomma. I nostri studi più recenti hanno anche chiarito che diciamo un mercato più libero e più sulla falsariga di quello che succede ad Anversa, anche a Venezia esisteva. Mi ricordo quando ho studiato tipo 15 anni fa, abbiamo fatto una mostra, la prima mostra su Hans von Achen, e lì ho studiato quello che ha fatto questo Hans von Achen, che è venuto qui in Italia, ha passato per Treviso, Venezia, Firenze, Roma, tornato poi a Venezia e poi è andato nelle corti del nord. E ho capito che questo qua non è andato in Italia per, come vuole la storia dell'arte idealistica, sempre dice sì, l'arte italiana, l'antichità, eccetera. No, perché c'era un sistema diciamo di mercato che gli conveniva e che veniva gestito da pittori striscia, imprenditori, spesso di origine neerlandesi, che si facevano membro della fraglia locale e sotto questo ombrello facevano lavorare dei giovani pittori, soprattutto nord europei, ma non solo, che lavoravano per prezzi sotto il mercato praticamente, no? E quindi c'era sicuramente un sistema più
più variegato di quanto noi non ci rendiamo conto. Anche perché dall'altra parte l'Anversa, l'abbiamo detto, l'abbiamo visto, Anversa per tutto questo periodo aveva la corte di Bruxelles a 2 passi, e pittori come Floris, il nostro Coxi della compagnia, scultori come Jomaling, eccetera, lavoravano anche per loro, cioè in realtà la situazione è più fluida, ma questo non toglie nulla dal fatto che sostengo e continuo a sostenere, come ho anche detto alla risposta della signora qui in primo aprile, che il vero cambiamento sistematico è a Versailles, c'è nulla da dire. Ok? Ha risposto indirettamente a quello che volevo chiedere. Ok. Io ho una domanda. Sì, certo. Come dicevo all'inizio, io sono un po' sotto l'influenza di questa grande mostra di Ferrara. Non so se tu l'hai visto. No, ancora no. Non l'hai visto. Devo dire che questo libro viene presentato a Ferrara al Palazzo dei Diamanti fra un mese, e quindi mi sono ripromosso di aver promesso di vedere. Allora mi risponderei meglio forse dopo averla vista. Ma devo dire che tu giustamente hai cominciato il tuo discorso dicendo parlo di 2 città che non sono corti, Venezia e Anversa, e quando hai fatto riferimento alle corti hai parlato delle grandi corti, di Asburgo e Valois, e le piccole corti. E dal punto di vista della curiosity o curiositas, o come chiamala vuoi, a me questa cosa dei pittori ferraresi ha molto impressionato dal punto di vista della curiosità e anche della compresenza, chiamiamola così, io sono un ignorante in merito, ma insomma fra colore e disegno, perché sono dei pittori strepitosi da questo punto di vista. Dove li mettiamo? Assolutamente, non sono d'accordissimo con te, la pittura ferrarese non a caso facciamo anche il nome, perché no? Roberto Gombi ha fatto uno dei suoi libri più memorabili sull'officina ferrarese, che infatti è proprio vero. Sì, sai, tu in fondo hai fatto 2 osservazioni, 2 domande. Prima di tutto hai parlato dell'intensivo valore della pittura e dell'arte ferrarese della seconda metà del 400, mettiamola così, e secondo hai anche fino ai primi del 500. Fino ai primi, sì, però insomma la grande stagione di Tura, Possa, eccetera, eccetera, no? Sì, e dall'altra parte hai anche parlato del posizionamento della cultura delle corti, piccole corti, in questo grande contesto. Allora, io direi che ci sono 2 osservazioni da fare. Prima di tutto l'arte ferrarese in buona parte è anche declinabile, non voglio semplificare troppo, ma un po' sulla falsariga di quello che ho detto su Cridelli, perché se tu guardi un Cosmetura, per molti versi è paragonabile, usa gli stessi elementi, gli stessi ingredienti in fondo per arrivare a quello che fa. La cultura visiva italiana del 400 è una cultura di corte, assolutamente, non c'è dubbio, ed è sicuramente il grande ripostiglio da cui nasce l'idea imperiale, e l'idea imperiale è quello che sia in forma visiva sia in forma ideale è per me il grande momento di cambiamento, e viene poi nel 500. Tu vedi che tutte le corti italiane sono sotto, anche Venezia poi peraltro, a pensarci bene, sono tutti quanti in fondo sotto il pugno degli Asburgo. E la loro espressione artistica ne è l'evidente risultato. Pensi a Ferrara, pensi a Gonzaga, a Firenze, Genova, è tutto così. Anche Roma, la Roma papale, ovviamente dopo il sacco di Roma non esiste più la pretesa del Papa
di essere il potere spirituale allo stesso livello dell'imperatore è un sogno infranto, e si vede anche. Basta guardare il Capitolo a Roma come viene praticamente fatto, no? Viene fatto da Michelangelo, ma in che cosa? In una sorta di apoteosi asburgica di Carlo V. E questo è un po' il fatto, no? Quindi, però, le corti italiane del 400 per me sono il grande antefatto di quello che succede nel secolo successivo, e Ferrara ne è un esempio. Per esempio Ferrara e Mantova sono due degli esempi più, anche di Milano poi peraltro, Milano per carità, certo, è così.